L'isola del tesoro di Robert Louis Stevenson, capitolo 5. La fine del cieco. La mia curiosità doveva essere più forte della mia paura, visto che non ce la feci a restare dov'ero, e tornai strisciando fino all'argine. Di lì, tenendo il capo dietro un cespuglio di ginestra, potevo dominare la strada davanti alla nostra porta. Avevo appena fatto in tempo a raggiungere quella posizione quando 7 o 8 nemici cominciarono ad arrivare correndo di gran carriera. Potevo udire i loro passi risuonare disordinatamente sulla strada e vedevo l'uomo con la lanterna che li precedeva di qualche passo. Tre di loro correvano insieme tenendosi per mano e nonostante la nebbia potei riconoscere nell'uomo al centro del trio il mendicante cieco. L'istante successivo ecco la sua voce a conferma che avevo ragione. Buttate giù la porta, gridò. Sì, signore, risposero in 2 o 3 e detto fatto si lanciarono contro l'ammiraglio Benbow, seguiti da quello che portava la lampada. Poi li vidi fermarsi e li sentii parlare a bassa voce, come se fossero rimasti sorpresi nel trovare la porta aperta. Ma non rimasero fermi a lungo, perché il cieco ripeté il suo ordine. La sua voce risuonava più alta e più forte, come se gli ardesse d'odio e di impazienza. Dentro, dentro, dentro! Gridava maledicendoli perché si attardavano. 4 o 5 di loro ubbidirono all'istante, mentre 2 rimasero con il terribile mendicante. Vi fu una pausa, poi un grido di stupore, e quindi dalla casa si udì urlare. Bill è morto! Ma il cieco inveì di nuovo contro di loro per il tempo perso. Qualcuno di voi zotici, lavatevi gli frughi addosso, gridò, e gli altri di sopra e prendete la cassa. Potevo udire le nostre scale scricchiolare sotto i loro passi, tanto da far rintronare tutta la casa. Subito dopo si levarono nuove grida di stupore. La finestra della stanza del capitano fu spalancata di colpo e si udì il vetro andare in frantumi. Un uomo si affacciò, testa e spalle, nel chiaro di luna, e si rivolse al mendicante cieco che stava sulla strada sotto di lui. Più, gridò. Ci hanno preceduti, qualcuno ha svuotato la cassa da cima a fondo. È ancora lì? Urlò Più. C'è il denaro. Il cieco stramaledì il denaro. Lo scritto di Flint, dico, gridò. Non riusciamo a trovarlo da nessuna parte, rispose l'uomo. Ehi, voi di sotto, c'è la billa addosso? Gridò di nuovo il cieco. Un altro tizio, probabilmente quello che era rimasto di sotto a perquisire il cadavere del capitano, si affacciò alla porta della locanda. Bill è già stato frugato, disse, non c'è rimasto niente. Sono stati quelli della locanda, è stato quel ragazzino. Gli avrei dovuto cavare gli occhi, gridò più il cieco. Erano qui pochissimo tempo fa. Ho cercato di aprire la porta, ma l'avevano sprangata. Sparpagliatevi, ragazzi, e trovateli. Sarà facilissimo. Hanno lasciato qui la lanterna, disse il tipo dalla finestra. Sparpagliatevi e trovateli. Rovistate dappertutto in casa, ripeté più volte il cieco, battendo sul selciato con il bastone. Cominciò allora un gran trambusto per tutta la nostra vecchia locanda, rumore di passi pesanti che si muovevano avanti e indietro con gran fracasso, mobili rovesciati e porte sfondate a calci, finché non riccheggiò tutta fino alla fondamenta. E gli uomini uscirono di nuovo uno dopo l'altro in strada, dichiarando che di noi non c'era traccia. In quel momento si udì risuonare nella notte lo stesso fischio che aveva spaventato mia madre e me quando eravamo intenti a contare i soldi del capitano, ma stavolta ripetuto 2 volte. Avevo pensato che si trattasse, per così dire, della squilla del cieco, con la quale lanciava l'assalto la sua ciurma. Ora scoprì che era un segnale proveniente dal lato della collina, rivolto verso il villaggio, e a giudicare dal suo effetto sui bucanieri doveva segnalare un pericolo imminente. È di nuovo Dirk, disse uno. 2 volte dobbiamo svignarcela, compagni. Svignartela, coniglio, gridò più. Dirk è sempre stato uno sciocco e un vigliacco. Non dovete dargli retta. Devono essere qui vicino, non possono essere lontano. Li avete a portata di mano, sparpagliatevi e cercateli, cani. Ah, darai l'anima, gridò, per avere ancora gli occhi. Questo appello sembrò produrre qualche effetto, perché 2 o 3 di essi cominciarono a cercare qui e là tra la legna accatastata,
ma con poca convinzione, e sempre con un occhio attento al primo segno di pericolo, mentre gli altri se ne stavano sulla strada indecisi. Idioti, avete a portata di mano soldi a palate e ve ne state lì a traccheggiare. Se lo trovate sarete ricchi come un re. Sapete che sta qui e non vi decidete. Non c'è nessuno stato, non ce n'è stato uno di voi che osasse affrontare Bill, e l'ho fatto io, un cieco. E per colpa vostra dovrei perdere questa possibilità. Dovrei restare un povero mendicante che si trascina scroccando un po' di rum, quando potrei andarmene in giro in carrozza. Se aveste il coraggio di un verme in un biscotto potreste ancora ciuffarli. Lascia perdere più. Abbiamo i dobloni, brontolò uno. Magari l'hanno nascosto quel coso maledetto, disse un altro. Prendi le ghinee più e non restartene lì a sbraitare. Sbraitare era la parola giusta. La furia del cieco era cresciuta a tal punto di fronte a queste obiezioni che la sua collera prese completamente il sopravvento e cieco com'era cominciò a colpirli a destra e a manca e il suo bastone risuonò pesantemente su più di uno. Questi, a loro volta, risposero al cieco scellerato con nuove imprecazioni, lasciandogli contro minacce orribili e cercando invano di afferrare il bastone e strapparglielo di mano. Questa zuffa fu la nostra salvezza perché, mentre era ancora in corso, giunse dalla cima della collina, dalla parte del villaggio, un altro suono. Era lo scalpitio di cavalli al galoppo. Nello stesso istante, da dietro le siepi, fu esploso un colpo di pistola, seguito da un lampo e da una pallottola. Questo, sì, fu un vero segnale di estremo pericolo. I bucanieri infatti si voltarono e se la diedero a gambe, sparpagliandosi in tutte le direzioni, chi verso il mare, lungo l'insenatura, chi tagliando attraverso la collina, e così via, tanto che in pochi secondi si erano come volatizzati, lasciando lì soltanto più. Non so se l'avessero lasciato lì perché in preda al panico o per vendicarsi ma delle sue male parole e delle bastonate. Sta di fatto che era rimasto lì e batteva freneticamente col bastone su e giù per la strada, camminando a tentoni e chiamando i suoi compagni. Finì così per prendere la direzione sbagliata e mi passò accanto, correndo verso il villaggio e gridando: Johnny, Black Dog, Dirk e altri nomi. Non abbandonerete il vostro più, compagni, non il vecchio più. In quel mentre si udì dalla sommità della collina un rumore di cavalli e alla luce della luna si stagliarono 4 o 5 cavalieri che si precipitarono al galoppo giù per la discesa. Più si accorse del suo errore e gridando si volse indietro e corse dritto verso il fosso, dove cadde. In un secondo era di nuovo in piedi e ormai completamente fuori di sé. Fece un altro balzo, finendo sotto il primo dei cavalli che sopraggiungevano. Il cavaliere cercò di evitarlo, ma invano. Più cadde con un urlo che risuonò alto nella notte, e i 4 zoccoli lo calpestarono, lo scalciarono e andarono oltre. Egli cadde su un fianco, poi si afflosciò lentamente, finendo con la faccia a terra da dove non si mosse più. Io balzai in piedi e mi misi a chiamare a gran voce i cavalieri, i quali si stavano comunque fermando, inorriditi per quanto era accaduto, così che potei subito vedere chi erano. Quello che stava dietro di tutti era il giovane, che dal villaggio era andato in cerca del dottor Livesey. Gli altri erano dei doganieri che avevano incontrato lungo la strada e con i quali aveva avuto abbastanza buon senso di tornare. A Kids Hall era giunto a notizia del trabaccolo dell'ispettore Dance, che aveva così deciso di venire in perlustrazione quella notte dalle nostre parti. A quella circostanza mia madre ed io dovevamo la vita. Più era morto stecchito. Per quanto riguarda mia madre, una volta trasportata al villaggio, bastarono un po' d'acqua fredda e dei sali per farla tornare in sé. E lo spavento non sembrava averla turbata più di tanto, anche se continuava a lamentarsi del denaro che le era dovuto. Nel frattempo l'ispettore proseguì a cavallo, più presto che poté, fino a Kids Hall. Ma i suoi uomini dovettero smontare da cavallo e scendere a tentoni giù per la valletta boscosa. Nessuno si stupì nello scoprire che il trabaccolo aveva già ripreso la navigazione. Era però ancora vicino a riva, così l'ispettore mandò una voce. Qualcuno rispose, dicendogli di tenersi fuori dalla luce della luna o si sarebbe buscato del piombo. E in quel momento una pallottola sibillando gli sfiorò il braccio. Poco dopo il trabaccolo doppiò la punta e scomparve. Il signor Dance restò. Furono parole sue.
come un pesce fuor d'acqua, e l'unica cosa che poté fare fu mandare un uomo per avvertire la nave guardacoste. Anche se, disse, non servirà a niente. L'hanno fatta franca e basta, però, aggiunse, sono contento di aver pensato di aver pestato i cagli al signor Più, perché nel frattempo aveva sentito la mia storia. Tornai con lui all'ammiraglio Benbow e non potete immaginare fino a che punto la casa fosse distrutta. Addirittura nella loro furia, per trovare mia madre e me, avevano gettato a terra la pendola. E per quanto non si fossero in realtà portati via nulla, a parte il sacchetto con i soldi del capitano e un po' di monete d'argento dalla cassa della locanda, mi resi subito conto che eravamo rovinati. Il signor Dance non riusciva a spiegarsi la scena. Si sono presi il denaro, dite? Beh, allora Hawkins. Cosa cercavano di valore? Altro denaro, suppongo. No, signore, non credo fosse denaro, risposi. Credo, anzi, di averlo qui nel taschino, e a dirvi la verità, non mi dispiacerebbe farlo mettere al sicuro. Certo, ragazzo, giustissimo, disse. Lo prendo io se volete. Pensavo forse il dottor Livesey, cominciai. Giustissimo, mi interruppe ridendo. Giustissimo, un gentiluomo e un magistrato. E ora che ci penso, potrei passarci anch'io a fare un rapporto a lui o al cavaliere. In fondo il signor Più è morto. Non che mi dispiaccia, ma è morto, vedete, e la gente appena può è sempre pronta a prendersela con un doganiere di Sua Maestà. Quindi, Hawkins, se volete, potete venire con noi. Lo ringraziai di cuore per l'offerta e tornammo a piedi verso il villaggio dove erano i cavalli. Corsi ad avvisare mia madre del mio proposito, mentre gli altri erano già in sella. Dogger, disse il signor Dance, tu che hai un buon cavallo, prendi con te questo ragazzo. Feci appena in tempo a montare in sella e ad aggrapparmi al cinturone di Dogger, che l'ispettore diede l'ordine e la pattuglia partì a briglia sciolta verso la casa del dottor Livesey.